I volontari dell'associazione Onlus a Cuore Aperto al Festival Cantando Insieme hanno donato un assegno di 15.000 euro come contributo per la realizzazione di un ascensore nel centro per diversamente abili gestito dall'associazione Onlus L'Arca nell'ex convento dei frati minori di Sicilia di Cammarata. Grazie all'ascensore acquistato con i fondi raccolti in una campagna di solidarietà, anche i ragazzi in carrozzina potranno così partecipare a tutte le attività socio-ricreative, teatrali, laboratoriali e sportive. Il progetto dell'importo complessivo di euro 66.000 è stato illustrato venerdì scorso durante il festival Cantando Insieme. Siamo molto contenti, ha detto il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, presidente della Onlus a Cuore Aperto, di poter contribuire a realizzare questo progetto a favore dei ragazzi diversamente abili che spesso purtroppo si vedono negati i propri diritti per mancanza di fondi o a volte anche per motivi burocratici. L'associazione L'Arca è nata 17 anni fa e su volontà di un gruppo di genitori di ragazzi disabili e un gruppo di volontari. E da 17 anni facciamo queste attività in questo immobile donatoci dai frati minori 4 anni fa. E questo locale è molto grande e si sposa benissimo con le finalità di attività socio-ricreative, di laboratori artigianali. I ragazzi vengono ogni pomeriggio e sono supportati da un gruppo di volontari. Da quando siamo diventati proprietari di questo immobile abbiamo pensato di renderlo più fruibile per quanto riguarda i ragazzi in carrozzina e questo è possibile appunto grazie all'installazione di questo ascensore esterno. Dopo anni di impegno, di raccolte fondi, di aiuti diversi da diverse associazioni, fondazioni, finalmente siamo quasi arrivati. E questa sera daremo il via a tutto quello che noi abbiamo desiderato in questi anni. Un ascensore che permette la possibilità di frequentare i ragazzi in carrozzina. Questi due paesi, Cammarata San Giovanni, ma anche i paesi limitrofi, Castronovo, Lercara e Bussomeli, non ci sono altre strutture del genere, dove i ragazzi possono trascorrere delle ore di svago per il tempo libero. E quindi questo ascensore risulterebbe per noi la svolta. In un prossimo futuro uno degli obiettivi che ci prefiggiamo è fare il centro diurno, quindi il centro diurno significa che i ragazzi arrivano qua la mattina, sono impegnati in diversi laboratori, pranzano e stanno diverse ore, quindi fino al pomeriggio possono stare qua. Ormai le associazioni di volontariato nei fatti stanno sopperendo a tante carenze di tipo assistenziale e sociale. Per la molteplicità dei problemi e anche per la grandezza dei problemi, se le associazioni non lavorano assieme non possono riuscire ad ottenere risultati che siano costanti nel tempo, perché magari si ottengono risultati a breve termine, però poi per avere risultati a lungo termine, soprattutto quando si parla di disabili, è fondamentale che le associazioni si mettano assieme per garantire a questi ragazzi un'assistenza di tipo medico, garantire una socialità che li possa fare sentire componenti effettivi di questo nostro mondo e di questa nostra società. È fondamentale che le associazioni lavorino assieme. Per questo motivo subito l'associazione a Cuore Aperto ha deciso di iniziare tempo fa una campagna di sensibilizzazione per aiutare l'Arca alla realizzazione di questo ascensore per permettere ai disabili con carrozzella di poter accedere ai locali dell'Arca. E abbiamo donato 15.000 euro, quindi io credo che in tempi brevi questo ascensore sarà realizzato, anche perché c'è stato il supporto di altre associazioni e questo per noi è una grande cosa. Volevo ringraziare Caterina dell'Arca che da tanti anni lotta per questi ragazzi. Vedere questi ragazzi cantare, ballare veramente mi ha emozionato e mi ha sempre di più spinto a lavorare per loro.